Allora, benvenuti. Quando pensiamo ai gladiatori, no? Ci viene subito in mente l'eroe del film, quasi un atleta moderno. Sì, esatto, una figura quasi mitica. Però le fonti, ci danno un quadro molto molto più duro. Oggi proviamo a scavare proprio lì, nella vita quotidiana. Come passavano le giornate questi combattenti? Che disciplina avevano? Qual era il loro posto nella società romana, insomma, fuori dall'arena? Intanto partiamo da chi erano. Per la maggior parte parliamo di prigionieri di guerra, oppure criminali condannati a questo. Si chiamava damnatio ad ludum. E poi schiavi, ovviamente. Quindi non proprio volontari, ecco. Non sempre. C'erano anche cittadini liberi, ma se sceglievano questa vita dovevano firmare un contratto, l'autoramentum. Ah, l'autoramentum. Sì, e firmandolo cadevano in uno stato legale particolare, l'infamia, cioè perdevano parecchi diritti civili, diventavano figure ai margini, insomma, anche se magari diventavano famosi. Proviamo allora a immaginare la loro giornata. Prendiamo una scuola come Ludus Magnus, vicino al Colosseo. Sveglia prestissimo all'alba. Alloggi semplici, spartani direi. Sì, celle piccole, essenziali. Forse una preghiera veloce ai Lari, gli spiriti della casa. O del Ludus in questo caso. E poi colazione. Sostanziosa ma frugale, vero? Cereali, legumi. Esatto, e qui c'è una cosa interessante, la dieta. I medici la prescrivevano con cura, ma non era come oggi ci aspetteremmo per un atleta. Cioè? Nienti proteine a go-go. No, era ricca di carboidrati, legumi, orzo. La chiamavano ordiari, mangiatori d'orzo. Poca carne. Strano? Per la resistenza, forse. Sì, per la resistenza e anche per creare uno strato di grasso sottocutaneo, che poteva, proteggere da tagli superficiali non letali. Un calcolo quasi scientifico per la sopravvivenza. Incredibile! Dopo colazione, sotto con l'allenamento. Con il magister, l'allenatore. Ore e ore. Sì, prima esercizi ginnici, preparazione fisica, poi il combattimento vero e proprio, ma all'inizio contro un palo, il palum. Per affinare la tecnica, immagino. Proprio così. E poi si passava ai combattimenti tra compagni, ma attenzione, con armi finte. Smussate, certo, ma spesso pesavano il doppio di quelle vere. Il doppio? Ma perché? Per sviluppare forza, resistenza, velocità. Così quando usavano le armi vere nell'arena sembravano più leggere, più maneggevoli. La disciplina era ferrea, quasi militare all'interno di questa famiglia gladiatoria. La famiglia gladiatoria. Il gruppo che viveva lì. E il pomeriggio? Altro allenamento? Spesso sì. Magari dopo un pranzo veloce e un po' di riposo. A volte si allenavano anche con gli animali, per prepararsi alle venationes, le cacce nell'arena. E le ferite? Saranno state all'ordine del giorno. Assolutamente. Ma c'era un'assistenza medica dedicata. Non tanto per bontà d'animo, Immagino. Era un investimento. Esatto. Un gladiatore ben addestrato costava parecchio all'anista, il proprietario della scuola. Perderlo era una perdita economica enorme, quindi li curavano, sì. E tutto questo finiva solo al tramonto. Lavaggio, cena, una routine massacrante. Ma torniamo un attimo a chi sceglieva di farlo da uomo libero, questo autoramentum. Era un giuramento solenne e terribile. La formula più o meno diceva che accettavi di essere bruciato, legato, frustato e ucciso con la spada. Uri, vinciri, verberari, ferro e necari. Mamma mia. Ti legavi mani e piedi all'anista, accettando questa condizione quasi da schiavo e il rischio continuo di morire. E pensa che l'anista stesso era una figura disprezzata a Roma, un mestiere considerato infame, quasi al pari del lenone. Diverso dall'editor, però. Sì, l'editor era chi pagava per i giochi, spesso un magistrato, un politico, a volte l'imperatore stesso. Lui organizzava, sponsorizzava. Ed è qui che c'è il paradosso, no? Vita brutale, infamia legale, status bassissimo. Eppure C'erano delle possibilità quasi impensabili per altri schiavi o persone ai margini. tipo? Potevano guadagnare somme considerevoli con le vittorie, diventare incredibilmente famosi, acclamati dalla folla. Potevano avere una famiglia, a volte nel ludus. E addirittura la libertà, la famosa rudis, la spada di legno. Proprio quella, simbolo del congedo onorevole.
Ricordiamo anche che non tutti i combattimenti finivano con la morte, c'erano regole precise, un arbitro, il summa rudis. Si poteva chiedere la resa e spesso l'editor concedeva la missio, la grazia. Quindi c'era questa incredibile ambivalenza romana. Esattamente. Da un lato ammirazione per il coraggio, la disciplina di fronte alla morte, dall'altro disprezzo sociale e legale profondo. È affascinante. E c'è un altro aspetto forse poco noto. Le gladiatrici. Sì, le gladiatrix, un fenomeno raro, marginale, ma documentato. Donne che combattevano. Le motivazioni? Difficile dirlo con certezza. Forse bisogno economico, forse un desiderio di indipendenza, di rompere gli schemi. Immagino fossero viste malissimo. Decisamente, tanto che ci furono tentativi di proibirne la partecipazione, leggi sotto Augusto, poi di nuovo nel 200 d.C. con Settimio Severo, per difendere il presunto decoro femminile. Quindi, per riassumere, una vita di disciplina estrema, sì, uno status sociale infimo, pericolo costante, ma una realtà più complessa di quanto si pensi, con elementi di cura, anche se per interesse economico, possibilità di guadagno, fama, legami e persino libertà, non solo macchine da combattimento. Esatto. Erano persone inserite in un sistema incredibilmente brutale, ma con le loro sfumature. Una realtà davvero lontana dallo stereotipo. E questo, sai, mi porta a un'ultima riflessione, forse un po' provocatoria. Al di là delle armature scintillanti, del sangue, dell'arena, come poteva la costante, quotidiana vicinanza alla morte, vissuta poi come spettacolo pubblico, plasmare la mente di queste persone, la loro percezione del mondo, di se stessi? Già. Cosa significava vivere sapendo che ogni giorno poteva essere l'ultimo? E saperlo sotto gli occhi di migliaia di persone che trasformavano la tua possibile agonia in intrattenimento. È qualcosa su cui riflettere.